Nome, perché sono in televisione. Donatella. Cognome. Cavigno. Data di nascita. 35 1961. Professione. Cantante, manager dello spettacolo. Segni particolari? Poliedrica. Direi proprio di sì. Buongiorno Grazie, Donatella. ben ritrovata, un anno senza vedere questa bella signora. Guarda che deve essersi fatto la barba. Sì, e beh, esce, sì, la colpa le esce del sangue. Ne qua. riparleremo dopo, regista, dopo ne riparleremo. Ah, lei mi minaccia così in diretta? No, ne riparleremo. Allora, Donatella cara, Ciao, noi Donatella, felici allora. di averti qui, anche perché tu in realtà vivi in Sardegna da quanto? Sono quasi 30 anni. 30 anni, perché in effetti lei è nata a Torino. Sì. Praticamente da Torino, quando è che sei venuta via? Allora, nel 76. Ah, caspita, allora Però poi 38 anni fa. Sì. Sì, ma poi sono nuovamente risalita su a Torino e dopo tantissimi anni sono riscesa, quindi. Come nasce la tua passione per il canto? Come nasce questa carriera che insomma in tutti questi anni si è poi diramata anche in altre direzioni, anche quella appunto del management dello spettacolo, in qualche modo l'organizzazione di eventi che poi ti riguardano anche come protagonista, perché Sì. in qualche maniera lo spettacolo che fa è uno spettacolo che ha come ovviamente centro Donatella e poi ci sono tante altre cose intorno. Però partiamo per gradi. La passione per la musica da chi ti è arrivata o come ti è nata? Ma nell'ambito familiare c'era sempre qualcosa che mi legava alla musica, quindi mio papà, ballerino, eccetera, eccetera. Però è già da quando ero in fasce, perché all'età di 7 anni io comunque ero già nelle scene, nella televisione, ai nei primi festival. vagiti cantavi, ai primi Sì, no, vagiti sì, cantavi. io sono Hai nata visto? cantando con una canzone alla Bertè, quindi. A proposito di Loredana Bertè, ho visto delle cose tue che poi tra l'altro faremo anche vedere tra poco. C'è questa devozione nei confronti di Loredana, perché poi tra l'altro il tuo timbro per certi versi anche in alcune canzoni che tu fai è molto simile. Allora, diciamo che È simile per volontà o simile per coincidenza? adoro quest'artista, l'ho sempre amata, non si può imitare, non me lo posso permettere, non si deve imitare un cantante, ovvio. No, questa è la mia voce che sposa sia il melodico che il rock. Quindi io interpreto, attenzione, i brani della grande Bertè, come di altri artisti, ma prevalentemente della Bertè, ma è spontaneo proprio quando sono sul palco, sono a casa mia e c'è lì la carica di tutto, l'energia esce fuori, quindi questo timbro è proprio mio, personale. C'è però un legame a doppia mandata con la famiglia, no? Cioè Loredana Bertè, Mia Martini. Tu hai ritirato Sì. un premio della critica nel 2010, inedito, scritto per Mia Martini, che è stato consegnato da un delegato di Sì. Mogol a Paestum. A Pestum, A sì. Paestum. E quindi questo premio ti vede un po' coinvolta su tutti e due i fronti per quanto riguarda la passione per la musica di queste due donne, grandi donne. Mi Una era purtroppo stato, scomparsa un po' sì, troppo infatti presto. purtroppo Mimì scomparve prima di interpretare questo brano scritto per lei dagli autori Tonino Alfonso e Franco Caldia. Mi venne proposto questo brano, non era nelle mie corde, trattava un tema importante, il tema dell'aborto, e come mamma, che sono mamma di 3 splendidi ragazzi. Caspita! Auguri Sì, come saluta. mamma, auguri come mamma. Grazie, soprattutto Hai dato mamma e un moglie. contributo, direi. Mamma e moglie. Mamma e moglie, lo Lui è voglio papà, sottolineare. 3 e bimbi. papà e marito. Babbo, io sono babbo. Oh, bene, Bravo, bene, bravo. bene. È toscano. Mi piace babbo. più babbo, no, non è Sì, tanto sì. toscano, I cioè, toscani, a parte il come fatto che sai. mio padre sia toscano, ma anche in Sardegna Sì, babbo sì, è molto babbo, diffuso. sì, sì. Quindi, Babbo. insomma, Sì, infatti. vabbè, al di là di questo, come si chiamano i 3 bimbi, visto che hai detto Allora, saluto? Fabrizio, Giorgio e Gianmarco, che 3 saluto. maschi. 3 maschi. 4 3 con tuo maschi. marito, quindi Sì, sono ben messa. tu a C'era casa un sei tsunami in costretto. casa. Esatto, bravissimo. Ecco perché hai chiamato il tuo spettacolo Tsunami Tour, perché almeno fuori casa, cioè dentro casa è così, fuori lo rappresenti. Ma questo soprannome è nato dall'idea del mio terzogenito, perché io al mattino quando sono in casa, quindi faccio la casalinga, ovvio, la mamma a pieno Sì, tempo. E beh, Cucini bene? Sì. Un ma attimo, sentire però, mio marito potrei fare meglio, prima però di andare oltre, vorrei rimanere sul tema Sì, certo. premio Mia Martini, soprattutto, premio sì. della critica, insomma, legato all'inedito per Mia Martini. Ecco, volevo capire un po' di più su questo versante. Loredana Bertè e Mia Martini, 2 cantanti straordinari, ma perché così tanto amate da te? Cosa ti hanno trasmesso per folgorarti sostanzialmente? allora mi venne proposto questo brano, come ho detto poc'anzi, non era nelle mie corde. Lo interpretai forse anche con poca professionalità all'epoca. Venni apprezzata, entrai in finale, non vinsi, rientrai in Sardegna
Poi fui contattata appunto dal mio autore, mi disse: Donatella, devi rientrare a Pestum a ritirare il premio della critica. Rimasi proprio. Il brano era un brano forte, trattava appunto, come ho detto, il tema dell'aborto, mi sentivo coinvolta, un brano dolcissimo, bellissimo, Mia Martini con molta probabilità l'avrebbe cantata con tantissima professionalità. Io l'ho cantata perché sono una cantante, però non l'ho fatto mio questo brano, tant'è vero che lo interpreto pochissime volte quando sono in scena. Sì. Mi emoziona ogni volta, penso alla grande Mimì, due grandi artiste, differenti tra loro, ma di grande professionalità. Allora, rimanendo su questo versante, cioè Casa Bertè Martini, andiamo a vedere un pezzetto dello show di Tsunami Tour di Donatella Cabiddu e poi insomma capirete perché rimaniamo tanto su questo punto. E la luna bussò alle porte del buio. Fammi entrare, lui rispose di no. E la luna bussò dove c'era il silenzio. Ma una voce sguaiata disse: non è più tempo. Quindi spalancò le finestre del vento e se ne andò a cercare un po' più là qualche cosa da fare. Dopo When it's over, it's only say I've been right, it's only day. I know, shining dark like water. I know, have you ever seen the rain? I know, have you ever seen the rain? Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili ricorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui sola a cercare un caffè. Verrebbe da cantare Mare, mare e andare avanti, insomma. Devo dire che notavo nei tuoi pezzi un look sempre molto aggressivo, ma perché sei tu che ti senti così aggressiva anche nell'esprimere la tua personalità attraverso l'abbigliamento, o perché la scena impone? No, non perché la scena impone, perché io voglio essere me stessa sempre. Io sono così tutti i giorni. Oggi ho fatto da brava, Oggi ho fatto Ah sì, cioè tu vai a fare la spesa vestita come nel pezzo di Loredana Bertè e la Luna bussò? Mi è capitato. Ah sì? Di pelle con un vestito? Mi è capitato, io adoro Wow. vestire in Anche pelle. con gli Mi occhiali, è capitato sempre. Con l'occhiale e il cappello? No. Il cappello lo uso spesso comunque. Ah, per andare a fare la spesa pure. No, non sempre, voglio dire, in alcuni casi. Ci sorprende. E i tuoi figli come Dicevo vedono appunto questa questo, parte? il piccolino al mattino, perché deve subire comunque una mamma che canta spesso, che fa fracaso, e mamma, oh, Tsunami sveglia, cosa ci combinerà oggi? Quindi è nato così questa sorta di soprannome Tsunami, e ho dato comunque il nome al mio progetto che è imminente, Tsunami Show. Bene, in Sardegna ovviamente fare musica e fare musica da professionisti e vivere di questo non è così semplice, no? Quindi cercare di poi produrre della propria musica sarebbe l'intento di un cantante. Tu invece sei rimasta sull'interpretazione. Sì. Perché è un filone che alla fine, quello della cover, rende di più e permette di lavorare, o forse perché non era la tua ispirazione produrre roba tua? Io all'interno del mio disco, che è curato da arrangiatore e compositore Luis Fregapane, ci sono Che già dal cognome però uno pensa a qualcosa di Luis Fregapane. Allora. Questo qua bisogna stare attenti, perché se gli lasci il cestino a disposizione si frega. Fregapane, questo è Luis Fregapane. Fregapane, penso che tu lo conosca, è l'ex compositore, chitarrista dei Nuovi Angeli, mitici band 70-80.
quindi lui cura Ma hai l'aspetto fatto un discografico. disco di inediti tuoi? Anche. All'interno della Però nel compilation tuo ci sono show 3 inediti. non li inserisci Sì. o li inserisci? Le interpreto. Appunto questo Nascerai domani, che ha vinto il premio consegnato alla critica con delegato di Mogò. Quindi musica tua ne hai fatto? Sì, assolutamente. Però il filone della musica tua o comunque della musica propria è complicato da portare avanti. Molto complicato, infatti sto mettendo su un progetto tutto mio, diverso, che non c'è. Tipo, adesso ci incuriosisce così questa cosa della provocazione nel C'è dire un lanciare po'. il sassetto e togliere la mano. Tipo? Tipo che innanzitutto sono titolare e presidente di un'agenzia spettacoli. Quindi all'interno non sono un impresario, attenzione, io sono una manager perché all'interno di questa agenzia ci sono diversi artisti che io porto avanti, tra cui il mio show, che è particolare, in collaborazione con Roberto Magnabosco, ballerino del Raffaele Carrà, eccetera, eccetera. Cristian Zeta, che è il presentatore ufficiale dei miei Sì, eventi. abbiamo avuto ospite che sì, mio carissimo amico e collaboratore. Scorso o 2 settimane fa, adesso il tempo vola e non mi rendo conto. Certo. Va bene, quindi un'organizzazione che prevede un po' più figure rispetto Sì, e a anche la New altre volte. Entry, una band e condizioni sonore che sono bravissimi, che porterò avanti nel 2015 con altre band. Quindi attenzione, qui mi stai dicendo che tu non sei solo cantante, non sei solo autrice dei tuoi pezzi, ma sei anche una talent scout? Sì, perché sono responsabile in Sardegna per il Gran Galà della Bella e la Voce, il patrono Francesco Ganci, il Rai 2, quindi è il 5º anno che collaboro con loro, con i discografici di Sanremo, e collaboro con il coach Loretta Martinez di Amici di Canale 5. Bene, Quindi- allora attenzione, a questa notizia io direi mi fermo perché abbiamo la pubblicità, ma dopo quando torniamo ci racconti meglio allora se esistono e quanti sono i veri talenti in Sardegna o perlomeno se abbiamo un tessuto dal punto di vista canoro che merita di essere aiutato. Più attenzione, perché poi sicuramente. insomma credo che chi un po' come te abbia fatto tanti anni di spettacolo a un certo punto senta anche l'esigenza di mettersi a disposizione dei giovani. Yes. Giovani, visto che comunque anche tu sei giovine e l'abbigliamento lo Caspita. identifica. Avete Quando io vorrei scoperto vederti nella fare la l'altarino. spesa come eri vestita prima, però se hai una foto mandamela perché io sono Volentieri, curioso. volentieri. Va bene, vorrei vedere anche la faccia del cassiere, però torniamo tra poco. Allora, torniamo a parlare con Donatella Cabido, torniamo a parlare di cantanti ma in erba, quelli giovani, quelli che hanno magari una carriera davanti e che in qualche modo hanno bisogno di essere scoperti, al di là del concorso vero e proprio dove uno si esibisce, ma ci sono diciamo vivai dove questi ragazzi riescono a farsi vedere prima anche di arrivare a un concorso, a chi come te fa questo mestiere da 40 anni? Eh sì, è proprio perché lo faccio da tempo e sono una cantante io in primis, quindi non vorrei la sofferenza dei genitori e l'illusione dei ragazzi. Certo. Quindi bisogna sempre valutare, di concorsi ce ne sono Perché da un'infinità. piccoli poi non so com'è, ma i genitori comunque come in tutte le cose, anche nello sport principalmente, quando un bambino, un figlio ha un talento, insomma ci si buttano a capofitto e si caricano di aspettative. Questo è l'errore maggiore. Bisogna dare tempo al tempo, quindi gli aspiranti cantanti, gli aspiranti modelli, insomma un artista deve valutare dove sta andando a parare con i concorsi. Quindi attenzione, quando innanzitutto durante i casting regionali non va chiesto mai soldi, quindi non vanno dati soldi. Beh, questo mi è sembra, gratuito. mi sembra Attenzione, qualsiasi abbastanza forma. chiaro, anche se c'è chi ci prova. Sempre, purtroppo. E poi ci sono i concorsi come, e io parlo del mio, giustamente per non nominare gli altri, non mi permetto, è il più serio, nel senso, tra virgolette, perché chi lo rappresenta ha lavorato anni in Rai. I discografici di Sanremo sono i discografici di Antonio Maggio, che ha vinto Sanremo 2012. I ragazzi, i miei, hanno già vinto il primo, secondo e terzo premio più di una volta. sì? I ragazzi stanno incidendo l'inedito nello studio di registrazione di Garlasco del Che non è cantautore famosa Ron. non per gli parlando studi di Garlasco. registrazione, Perché- purtroppo. Ron, Non Matteo. famoso sul diritto Purtroppo. di Garlando. No. Quindi, e invece le modelle vanno all'attenzione del regista Cesare Lanza, che comunque è autore di Sanremo 2010-2009. Però io eccetera. adesso forse Sì. cerco di arrivare al dunque Ok. meglio. Io parlavo un po' del talento, al di là del casting, cioè ci sono sti talenti Ci in sono, Sardegna, ci tu ne sono. hai visionato qualcuno? Assolutamente. Che età hanno? Su che tipologia di musica oggi i ragazzi si buttano? Il pop, il rock, l'hip hop? No, i cantanti che magari seleziono io, sempre la lingua italiana, qualcuno si canta questo inglese che
non è ben accetto. Guarda, sotto questo profilo Io il sono fatto che d'accordo sia tu un po' campanilista, Mi io fa credo che molto sia piacere. anche buono, una Sì. cosa, perché l'Italia ha questa, l'abbiamo detto anche l'altro giorno, ha questa cosa dell'anglofono, cioè siamo contaminati noi da quello che accade fuori e che importiamo, quindi Sì. la musica straniera, molto di più della musica italiana. Assolutamente. Infatti, se vogliamo, le radio, a parte poche, una in particolar modo, passano il 60-70% di musica straniera rispetto a quella italiana. Ed è una- La Francia è molto più patriottistica di noi, E fanno bene i o francesi. patriottica forse, Sì, ho detto patriottica, patriottistica, vuol dire, patriottica, si può dire anche patriottistica, patriottica, è meglio. Sì. Patriottica di noi, stamattina c'ho l'italiano mischiato. No, vabbè, beh, Patriot- da ieri, lo dai so, lo so, retagli i si fumi imbriaca della cena di da ieri sera. Eliseo. Patriottica di noi e suona molta più musica nazionale. Sì, io pretendo Ma l'italiano. deve essere così, dai. L'italiano. Noi dobbiamo essere per il pluralismo. L'italiano di Però Toto. dobbiamo La lingua rivendicare italiana. la nostra Sì. Italia. Poi il paese La del lingua- bel canto è stata l'Italia, dicono. Infatti. L'Italia come Lasciatemi cantare, diceva Toto Cutugno, Verissimo. no? paese. E ha ragione. L'eterno secondo a Sanremo, quell'uomo lì è sempre arrivato dietro di una posizione, ma purtroppo è sempre secondo. Però La grande legge, cantante. la legge di Sanremo. In Russia Toto Cutugno, Albano, sì. Pupo e i ricchi e poveri sono Sì. i più Number richiesti. one. E infatti Prima c'era i soldi Claudio Villa, veri, poi Celentano. i soldi veri li hanno fatti nella terza parte della loro carriera, Questo fa quella, male. quella Bravo, dai. del giro del Veramente mondo bravo, vero russo. Donatella? Bravissimi. Grande cantante. Dai, se vogliamo Senti, c'è parlare di qualcosa a cantanti. breve che Sì. in chiusura di chiacchiere, Sì, certo. c'è qualcosa a breve che stai preparando, insomma, che Sì, ti riguarda da vicino? Ci sono due progetti, uno è importantissimo adesso, è un memorial per Francesco Meloni, che era il paroliere comunque anche di Fausto Leali, scomparso di recente, compagno di Luis Fregapane. Stiamo preparando un memorial con tantissimi artisti isolani, io non so se posso fare il nome, quindi è tutto un programma. Posso? Beh, Se non ci sono, diciamo, No. dentro Valanzasca, Abbiamo- Totorina, roba del genere, direi di sì. presenterà sono degli Giuliano, artisti. sì, presenterà Giuliano Marongio, c'è Benito Urgo, gli Stentales, Alberio Cao, insomma tantissimi, ci sono ok. noi, Condizioni Sonore, che è una band strepitosa. Tutti amici che conosciamo anche di E poi persona. la amici forte, nostri, sì, la forte amici collaborazione di Paolo Sarigu, che è il mio braccio destro in agenzia, quindi un grande Benissimo. musicista. Bene, grazie per essere venuta a trovarci. Grazie a Grazie, voi, amica. grazie Tanto Matteo, piacere. grazie. Non te ne vai però prima di aver io almeno buttato lì anche a cappella un pezzo. pezzetto anche del tuo pezzo, il tuo cavallo di battaglia di Loredana Bertè, appena, dai, qualcosina. Ai Dai. suonatori un po' sballati, ai balordi come te, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ma che meraviglia! Brava, I brava, venturiani brava. applaudono Un applauso. così come noi. Un applauso a Grazie questa Donatella. mitica cantante. In bocca al lupo per tutto. Grazie, Chiudete la grazie, puntata. cara amica. Grazie a voi, grazie.